Sono Fernando Ferroni, professore di fisica delle astroparticelle al Gran Sasso Science Institute. Per 8 anni sono stato anche presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Oggi vi voglio parlare di un libro che mi ha sempre affascinato, che è 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. L'anno 1866 fu contrassegnato da un evento insolito, un inspiegato e inspiegabile fenomeno che nessuno ha di certo dimenticato. Infatti, da qualche tempo, numerose navi avevano incrociato in mare un'enorme cosa, un oggetto lungo, fusiforme, fosforescente a volte, molto più grande e veloce di una balena. I fatti relativi a questa apparizione, consegnati ai diversi diari di bordo, concordavano con esattezza sulla struttura dell'oggetto o dell'essere in questione, sull'inaudita velocità dei suoi movimenti, sulla sorprendente potenza della sua locomozione, sulla particolare vitalità di cui sembrava dotato. Se era un cetaceo, superava in volume tutti quelli fin lì classificati dalla scienza. Né Cuvier, né Lacépède, né Dumeril, né Quatrefages avrebbero ammesso l'esistenza di un tale mostro, a meno di non averlo visto con i propri occhi di scienziati. Calcolando la media delle osservazioni fatte a più riprese e accantonando le valutazioni timide che attribuivano a quell'oggetto una lunghezza di 200 piedi e quelle eccessive che lo descrivevano largo 1 miglio e lungo 3, era non di meno possibile affermare che quell'essere fenomenale, ammesso che esistesse, superasse di molto le dimensioni riconosciute fin lì dagli ittiologi. Ma che esistesse era innegabile e in considerazione della propensione del cervello umano per tutto ciò che ha del meraviglioso, è facile comprendere l'emozione prodotta nel mondo intero da quella apparizione sovrannaturale. Era dunque necessario rinunciare all'idea di ridurla al rango di favola. Infatti, il 20 luglio 1866, il piroscafo Governor Higginson della Calcutta and Barnage Steam Navigation Company aveva incontrato quella massa mobile 5 miglia a est della costa australiana. Il capitano Baker credette in un primo momento di trovarsi in presenza di uno scoglio sconosciuto ed era in procinto di stabilirne l'esatta localizzazione quando 2 colonne d'acqua proiettate dal misterioso oggetto arrivarono soffiando a 150 piedi d'altezza. Un fatto analogo fu osservato il 23 luglio dello stesso anno nei mari del Pacifico dal Cristobal Colon della West India and Pacific Steam Navigation Company. E in considerazione del fatto che a 3 giorni di intervallo il Governor Higginson e il Cristobal Colon lo avessero avvistato in 2 punti della carta geografica, distanti oltre 700 leghe marine, era evidente che quello straordinario cetaceo poteva muoversi da un luogo all'altro con sorprendente velocità. Nei paesi di carattere frivolo il fenomeno fu accolto con il sorriso, ma nei paesi seri e pratici, Inghilterra, America, Germania, la preoccupazione fu forte. Jules Verne è sicuramente stato un grande scrittore, però è stato confinato in qualche modo nella letteratura per i giovani, per i ragazzi. Non è stato per lungo tempo colto la profondità della sua scrittura. È vissuto in un periodo particolarmente fecondo per la letteratura europea e francese in particolare. Era il periodo dei grandi libri di avventura e questo forse ha determinato la sua sorte verso i giovani piuttosto che quella diciamo di libri di divulgazione generale e di letteratura generale. È stato sicuramente ispirato, era una persona colta, studiava legge, non si è mai laureato, era un agente di borsa, amava il mare, aveva una barca, aveva tempo per dedicarsi quindi alle sue passioni e sicuramente aveva letto molti libri. Chiaramente il libro di cui stiamo parlando, 20.000 leghe sotto i mari, alcuni dei suoi personaggi erano già presenti nella letteratura precedente. Il capitano della baleniera
Farragut fa riferimento al capitano Ahab. Ne è una versione un po' meno assatanata, se vogliamo dire, di quanto non era il capitano Ahab. E lo stesso capitano Nemo, in qualche modo, per il suo modo di concepire la vendetta, deve essere assolutamente associato a Edmond Dantès, al personaggio del Conte di Montecristo, al personaggio che pochi anni prima era stato scritto. Tra l'altro Jules Verne era amico del figlio di Dumas, quindi diciamo di questo era ben cosciente. La parte affascinante di questo libro, quella che forse stimola di più i ragazzi e devo dire meno, o se volete lo si dice meno, è il concetto di vendetta che c'è dentro 20.000 leghe sotto i mari. È quella cosa che forse da ragazzi uno sogna, cioè se io fossi onnipotente, se io avessi tutto, come potrei vendicarmi di chi mi ha fatto un torto? E questo è qualcosa di presente nella letteratura appunto di quel periodo della seconda metà dell'Ottocento. Il Conte di Montecristo chiaramente si vendica, però si vendica diciamo, con una logica, cioè identifica i suoi nemici uno per uno, è capace di vendicarsi ed è capace di perdonare. Il capitano Nemo no, ha una vendetta più profonda, ha una vendetta contro una nazione, ha una vendetta contro uno Stato che ha distrutto la sua famiglia e quindi diciamo, affonda anche delle navi in cui le vittime sono rigorosamente innocenti rispetto al delitto che è stato compiuto e al torto che gli è stato fatto. Però, ripeto, c'è questo concetto di vendetta assoluta, la vendetta di chi, essendo estremamente, infinitamente ricco, tutto può. Questo è un concetto, diciamo, fondamentale del libro. Per quanto riguarda il libro, ha una dimensione affascinante. Potrebbe essere definito un libro di fantascienza, ma in realtà è un libro della scienza del futuro, è la fantascienza possibile. È un libro che sonda anche, scruta il carattere dei personaggi. Ce ne sono alcuni di straordinari, forse non Nemo stesso, ma sicuramente Ned Land, quello che usa l'arpione, no? il baleniere, o il servitore del professor Aronnax, Conseil. Conseil è un personaggio straordinario, è un personaggio che nella sua umiltà è capace tuttavia di spunti di ironia, di spunti profondi di riflessione. Quindi questo è sostanzialmente un libro molto complesso, è un libro che va affrontato quindi con pazienza anche, perché non è un libro di lettura facilissima, ci sono dei pezzi appunto, quelli specialmente relativi a tutto ciò che c'è nel mare, sono oggettivamente quasi qualche volta al limite del noioso. Però c'è questa avventura meravigliosa, questa avventura che è l'altro grande tema del libro, cioè questa cosa che questa voglia di conoscere, questa voglia profondissima di conoscere questo elemento che tra l'altro ai tempi era abbastanza sconosciuto, il mare, sotto il mare, chi c'era andato sotto il mare a vedere quello che c'era. Quindi diciamo questo è l'altro aspetto profondo del libro e c'è questa combinazione di immaginazione e di quel po' di conoscenza che si aveva per mettere insieme un percorso verosimile. Quello che è secondo me affascinante del libro è che in ogni momento uno pensa che tutto quello che viene descritto sia vero, sia credibile, non ci siano forzature estreme che uno dice vabbè ma questo proprio non può essere. Da questo punto di vista credo che appunto non lo si possa definire tecnicamente un libro di fantascienza, ma un bel libro di letteratura. I vulcani, tanto numerosi agli albori del mondo, vanno lentamente estinguendosi. Il calore interno ad affievolirsi e la temperatura degli strati inferiori del globo ad abbassarsi di secolo in secolo in modo sensibile e con grande danno del pianeta, dal momento che il calore è vita. Ma il sole non basta, Conseil. Può ridare calore a un cadavere? Non che io sappia. Ebbene, amico mio, la terra sarà un giorno quel freddo cadavere, diventerà inabitabile e sarà disabitata come la luna, che da molto tempo ha perduto il suo calore vitale. Fra quanti secoli? Chiese Conseil.
Fra qualche centinaio di migliaia d'anni, ragazzo mio. Allora abbiamo il tempo di portare a termine il nostro viaggio, sempre però che Ned Land non si immischi, rispose Conseil. Il Nautilus è un assoluto capolavoro di tecnologia. È chiaramente l'invenzione di un uomo che pensa di poter superare i propri limiti attraverso la costruzione di una macchina perfetta, di una macchina che possa amplificare i suoi desideri e gli possa fornire tutto quello che lui sente di più importante nella sua vita, l'esplorazione, perché questa è una grande macchina di esplorazione del mare, come abbiamo detto, ma anche questo strumento onnipotente di vendetta contro chi gli aveva fatto dei torti. E questa macchina è una macchina molto moderna. A quel tempo i sottomarini non esistevano. Questa macchina viene stranamente nel libro. Il libro è molto preciso quando vuole esserlo, tutto quello di biologia marina è veramente un trattato, ma anche dal punto di vista dell'ingegneria c'è una descrizione molto attenta, molto precisa, è quasi un manuale di costruzione, non ci sono le figure, ma è quasi un manuale di costruzione. Se uno lo riguarda con occhio critico, questa macchina potrebbe essere costruita oggi, questa macchina funzionerebbe probabilmente, con dei limiti ovviamente che non sono l'onnipotenza che Verne gli attribuiva, tuttavia c'è un solo difetto, avrebbe bisogno dell'energia nucleare per poter andare avanti, non potrebbe avere le prestazioni che ha. Verne si affida all'energia elettrica. L'energia elettrica a quel tempo era appena nata, il concetto stesso di energia elettrica, e quindi Verne sfrutta al massimo le conoscenze che poteva avere. Capisce che ci vogliono delle batterie per mandare avanti questa macchina e inventa una batteria al sodio. Perché il sodio? Perché il sodio ovviamente ce n'è tanto in mare e Verne si vanta del fatto, il capitano Nemo si vanta del fatto che lui tutte le risorse le deve estrarre dal mare, che lui non vuole più toccare la terra o utilizzare le risorse della terra. Faccio notare che c'è un piccolo inconveniente ed è uno forse degli errori più gravi che vengono fatti nel libro, che Verne non ha mai buttato un pezzetto di sodio nell'acqua come hanno fatto forse tutti gli studenti che studiano chimica al liceo. Avrebbe visto una notevole esplosione che mal si conciliava con l'idea che quella potesse essere la fonte di energia del Nautilus. Tuttavia faccio notare che il sodio nella tabella periodica degli elementi viene dopo il litio, è quello sotto il litio, e oggi le batterie che noi inseguiamo con la nostra tecnologia sono quelle al litio, le batterie che mandano avanti le nostre macchine elettriche sono batterie al litio. Ora è chiaro quindi che il sodio in qualche modo, non so come abbia potuto avere questa intuizione, il litio a quel tempo era sostanzialmente un oggetto sconosciuto. Tuttavia è vero, il sodio potrebbe funzionare per fare le batterie e ci sono enti di ricerca importanti aziende che studiano proprio la sostituzione del litio col sodio nelle batterie. Questa, devo dire, io l'ho trovata una visione fantastica, cioè una specie di ispirazione di quelle che, non so, ti vengono una volta nella vita, ovviamente, poi è un avvocato. E questo è una cosa estremamente importante. Tra l'altro, mentre il litio è molto raro, il litio viene estratto spesso in paesi politicamente sensibili e quindi c'è il rischio di monopolio, c'è il rischio del costo, il sodio è uno dei materiali più diffusi che ci siano sulla Terra, quindi quando ci saranno le batterie al sodio forse avremo risolto un sacco di problemi. Regna sovrana a bordo un'energia potente, obbediente, dinamica, comoda e adatta a tutti gli usi. Ogni cosa accade grazie a questa energia. Illumina, riscalda ed è l'anima degli apparecchi meccanici. È l'elettricità. L'elettricità? Esclamai stupefatto. Ma capitano, la vostra nave possiede un'estrema rapidità di movimenti che mal si accorda con l'energia elettrica. Fino ad ora la sua forza dinamica è molto limitata e ha potuto produrre scarsa energia. Professore, rispose il capitano Nemo, la mia elettricità non è quella di tutti gli altri e mi sia consentito non aggiungere altro. Vi dirò comunque che in fondo al mare esistono miniere di zinco, di ferro, d'argento, il cui sfruttamento sarebbe certamente praticabile.
Ma non ho voluto attingere a questi metalli terrestri, bensì chiedere al mare i mezzi per produrre l'elettricità. Al mare? Sì, professore, e i mezzi non mi mancavano. Avrei potuto, infatti, stabilendo un circuito tra fili immersi a profondità diverse, ottenere l'elettricità dalle differenze di temperatura, ma ho preferito utilizzare un sistema più pratico. Quando il capitano Nemo spiega al professor Aronnax, ai suoi indesiderati ospiti, il funzionamento del Nautilus si riferisce al funzionamento elettrico del motore del Nautilus e spiega come l'energia venga estratta sostanzialmente dalle batterie al sodio, en passant ne lancia un'altra di idea, dice ma comunque io proprio se non volessi usare le batterie al sodio avrei un altro modo di ricavare energia dal mare, che è quello di sfruttare la differenza di temperatura che c'è tra gli strati superficiali dell'acqua e quelli più profondi. Adesso uno di nuovo diciamo, per carità, il motore termico, concetti che non erano del tutto sconosciuti, tuttavia è un po', come dire, è un po' azzardata nel 1860 l'idea di tirare fuori l'energia sfruttando questo gradiente di temperatura. E beh, devo dire che 150 anni dopo esistono delle centrali sperimentali che estraggono energia dal mare sfruttando il gradiente di temperatura che c'è tra gli strati superficiali e quelli più profondi. Gli strati superficiali dell'acqua, come sanno tutti quelli che si vanno a bagnare in mare, stanno a 25 gradi, 26 gradi, quelli più profondi stanno a 4 gradi. E quindi sfruttando questa differenza di temperatura sicuramente si può far funzionare un motore termico. Certo, il salto di temperatura è di solo una ventina di gradi, con l'efficienza quindi è molto bassa, però è una batteria infinita, come si dice, no? Si ricarica continuamente, cioè l'acqua avrà sempre questa temperatura più o meno, e quindi non c'è bisogno, diciamo, di dover utilizzare dei metodi per scaldare o per raffreddare qualcosa. Credo che la centrale sperimentale costruita alle Hawaii sia una centrale che produce qualche cosa dell'ordine di 100 kW. Ora, qui voglio dire una cosa, cioè l'energia stimata, diciamo la potenza stimata per far funzionare il Nautilus, dato il peso, data la velocità, dato tutte le altre cose, probabilmente è di più di 1 megawatt. Quindi non avrebbe funzionato, diciamo, anche se avesse usato quel sistema. In fondo non funzionava neanche con le batterie al sodio. Il primo sommergibile nucleare che è stato costruito dagli Stati Uniti e che si chiamava, indovinate un po', Nautilus, era un sommergibile nucleare che aveva appunto una potenza di 4 o 5 megawatt, per dire insomma appunto qual è l'ordine di grandezza di quello che serve per far funzionare una macchina del genere. È infatti in tutto e per tutto un fiume che scorre libero in pieno Atlantico e le cui acque non si mescolano a quelle oceaniche. Un fiume salato, più salato del mare all'interno del quale scorre. La profondità media è di 3.000 piedi, la larghezza di 60 miglia e in certi punti la corrente ha una velocità di 4 km all'ora. L'invariato volume delle sue acque è maggiore di quello di tutti i fiumi del mondo. Nell'uscire dal canale del Golfo delle Bahamas, con un fronte largo 14 leghe e profondo 350 metri, la corrente del Golfo si muove alla velocità di 8 km all'ora. Questa velocità decresce con regolarità a mano che avanza verso nord ed è augurabile che tale regolarità persista, dal momento che se, come abbiano creduto di notare, la sua velocità e la sua direzione dovessero modificarsi, i climi europei subirebbero perturbazioni di cui non sapremmo calcolare le conseguenze. A un certo punto si nota che il Nautilus, quando risale la costa est degli Stati Uniti, praticamente, pur non andando troppo forte, non usa i suoi motori, non usa la sua potente elica. Il Nautilus ha imboccato quella che si chiama corrente del Golfo. È una corrente che nasce nelle acque calde del Golfo del Messico,
risale lungo la costa est degli Stati Uniti, è una specie di fiume largo un centinaio di chilometri e che ha una profondità di più o meno 1 chilometro e che ha una velocità grossomodo costante di circa 10 km all'ora e risale tutta la costa est degli Stati Uniti. Poi si divide in varie braccia, una continua a salire, una gira e va verso l'Africa, una va verso il nord Europa. Questa corrente è particolarmente importante per l'equilibrio diciamo, climatico dei paesi che si affacciano sull'Atlantico del Nord, perché questa è una corrente sostanzialmente calda, che mitiga, che tende a mitigare quindi il clima. Infatti il braccio che va verso la Norvegia e verso l'Inghilterra sostanzialmente fa sì che la temperatura media di Norvegia e Inghilterra sia molto più mite di quella che sarebbero le coste ovest, per esempio del Pacifico. Va bene? Cioè, se uno confronta l'Alaska con la Norvegia, diciamo, uno preferirebbe vivere in Norvegia. La Norvegia ha i suoi fiordi, e i suoi fiordi sono sostanzialmente liberi dal ghiaccio. Questo perché c'è la corrente del Golfo. Adesso la corrente del Golfo è molto studiata e quello che si sa è che probabilmente ha perso continuamente di intensità a partire dall'ultima piccola era glaciale, ma una cosa voglio dire di centinaia di anni fa, non di migliaia di anni fa, e ha perso sostanzialmente di intensità. Questo potrebbe essere dovuto, diciamo, a cause naturali, potrebbe essere dovuto a quello che è il nostro modo di cambiare l'equilibrio del clima. Certamente il fatto che sfiori la Groenlandia fa sì che l'eventuale scioglimento degli ghiacciai della Groenlandia potrebbe provocare qualche cambiamento profondo nella corrente del Golfo. Sono fenomeni molto lunghi nel tempo, sono fenomeni molto incerti, sono fenomeni anche molto difficili da studiare. Certo è che se la corrente del Golfo non lambisse più come fa oggi le coste dell'Inghilterra, in Inghilterra si viverebbe assai male. Mi auguro che la sua potente nave abbia vinto il mare nel suo gorgo più terribile e che il Nautilus sia sopravvissuto laddove molte navi sono affondate. Se è così, se il capitano Nemo abita ancora gli oceani, patria d'adozione, possa l'odio quietarsi nel suo cuore indomabile. Che la contemplazione di tante meraviglie mitighi in lui la volontà di vendetta. Che il giustiziere venga meno e che lo studioso continui la tranquilla ricognizione dei mari. Per quanto fuori del comune, il suo destino è sublime. L'ho ben compreso a mia volta. Non ho forse vissuto 10 anni di questa vita fuori dal mondo. E dunque, alla domanda fatta 6.000 anni fa dall'Ecclesiaste, la profondità dell'abisso, chi potrà esplorarla? 2 uomini fra tutti hanno ora il diritto di rispondere. Il capitano Nemo e io. Ho letto questo libro di Verne 4 volte, l'ho letto da ragazzo, l'ho letto da più grande, poi l'ho letto in francese perché ero curioso di sapere se la traduzione italiana fosse fedele o ci fossero delle cose in più da scoprire, e poi ovviamente l'ho riletto prima di venire qui a presentarvelo. Questo libro ha influenzato le mie scelte sugli studi e su quello che avrei fatto da grande. In questo libro ho trovato questa dimensione, non quella della vendetta, questa dimensione della voglia di conoscere, la voglia di conoscere che necessita di nuovi strumenti. Se vuoi conoscere il mare non lo puoi guardare solo da sopra, ci devi andare dentro, e quindi Nemo costruisce uno strumento che gli permetterà di conoscere il mare. C'è questa voglia di conoscenza estrema e in un certo senso diciamo, io ho deciso a quel tempo che mi sarebbe piaciuto seguire una strada della conoscenza per sapere un po' come era fatto l'universo, di che cosa era fatto, come si sarebbe evoluto, come si è evoluto, e quindi devo la mia scelta di essere oggi un fisico sperimentale delle particelle elementari anche a questo libro di Jules Verne.
Conoscere l'universo richiede anche questo una tecnologia speciale, una tecnologia che sia qualcosa che non è esistito prima, così come il Nautilus prima di Verne, i sommergibili prima di Verne non esistevano neanche nella fantasia delle persone. La tecnologia per conoscere l'universo ci ha portato a costruire, per esempio, il Large Hadron Collider, questa macchina del tempo che ci fa risalire ai primi istanti dopo il Big Bang e ci permette di capire quali sono stati i fenomeni che hanno generato l'universo per come lo conosciamo oggi. C'è qualcosa però che Jules Verne dice e che è estremamente importante e che credo che sia proprio la guida anche di quella che è la scienza oggi. Jules Verne dice tutto quello che un uomo può immaginare, qualcun altro lo costruirà. Io credo che questo sia proprio il fondamento, quello che ti porta avanti, quello che ti fa e ti permetterà di scoprire sempre di più e di camminare sulla strada della conoscenza.